Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con la velocità di Conan dei Greppi che va a condurre nei confronti di Boston Trio che si presenta e passa. È passato Boston Trio al comando, avanza al largo Zico numero che 3, va a Camelot chiedere Griff, strada a squalificato. Boston Trio dopo 200 metri di corsa passati in Numero 15 e 5, mezzo, Beethoven e Griff, passa a squalificato. condurre Zico su Boston Trio che lo lascia sfilare. I primi 400 metri di corsa se ne vanno in 30 e mezzo. Zico in vantaggio su Boston Trio, di fuori è rimasta Zambana, in terza posizione allo steccato Conan dei Greppi che precede Caravaggio Griff, seconda pariglia al largo per Uragano Nero che precede Aligero dei Rum, chiudono Zoello e Valpicetto Jet. 46,9 per i primi 600 metri di corsa e si va a completare il primo giro con Zico che lo passa in vantaggio in 1,1,8. Zico a condurre sulla curva di sinistra su Boston Trio, mentre di fuori si impegna sempre Zambana trascinandosi Uragano Nero e Aligero dei Rum. Il primo chilometro viene passato in 1,17 dal battistrada Zico che di tutto comodo si mantiene in evidenza su Boston Trio, di fuori Zambana, in pariglia sempre Uragano Nero, poi Conan dei Greppi, davanti alle tribune una frazione in 15 e mezzo, con sempre Zico a condurre su Boston Trio, al largo c'è sempre Zambana, schema che non tende assolutamente a variare, la piegata di destra con Zico che ora accelera, lascia lì gli avversari un paio di lunghezze più indietro sullo scatto secco. Boston Trio cerca di riorganizzarsi insieme a Zambana, ma perdono terreno però da Zico che ha fatto 2 minuti e 7 decimi il primo miglio e si allontana verso il traguardo. Boston Trio sempre secondo avanti a Conan dei Greppi, come al solito da dietro non si fa un metro e Zico così se n'è andato per la tangente. Non lo può prendere più nessuno, Zico che nel finale viene a dominare come vuole, mentre per il secondo posto sprinta Conan dei Greppi che viene a prendere la seconda moneta nei confronti di Caravaggio Griff che di dentro brucia Boston Trio. 28,8 a chiudere dopo un 28,6, c'è 57,4 per gli ultimi 8, addirittura 1,13,7 2000 metri per Zico. Andrea Vitagliano che allena e guida per i colori della scuderia El Ra. Facilissimo assunto di Zico in percorso di testa in bello stile, lo rivediamo, era pronto a puntino, aveva corso bene anche l'ultima volta terminando quarto dopo percorso oneroso. Oggi vince facile, successo per Zico. Andrea Vitagliano, i colori della scuderia El Ra.